Rivoluzione sanitaria. La prima medicina di gruppo a Sossano nasce oggi, senza confini, senza campanilismi. Questo è un presidio che diventa centro di gravità per tutta l'area berica. È la prima struttura di questo tipo che arriva in questa parte di area, quindi è una soddisfazione sicuramente molto elevata. L'idea è far fronte alla carenza di medici registrata in tutto il Veneto grazie a una struttura organizzata con ambulatori aperti più ore al giorno che condividono spazi, reception, sala d'aspetto e personale infermieristico. Sempre più vicino a quella medicina del territorio che sentiamo sempre ripetere proprio in questi tempi. Se sostiene questo tipo di aggregazioni fra i medici erogando una parte di incentivi statali che vengono messi a disposizione per poter consentire ai medici di assumere personale di studio e personale infermieristico. La medicina di gruppo a Sossano parte con 4 medici che seguono circa 5.000 pazienti. L'aggregazione permette anche ai giovani medici in formazione di inserirsi con l'assistenza di medici di maggiore esperienza, dando una risposta a quei cittadini che da tempo non hanno più il medico di base. Il loro è andato in pensione e di nuovi non ce n'è abbastanza perché il corso triennale in Veneto non ne ha formato un numero sufficiente. Io vado fuori dal medico, da un'altra parte, dalla guardia medica, dunque non ce l'ho il dottore, il medico. Oddio, ma non ce n'è, mi pare di capire che non ce n'è di medici a disposizione, capito? Quelli che ci sono impegnati. In questo momento ci ritroviamo ad avere dei pazienti che magari non hanno un medico di assistenza primaria da mesi o anni addirittura e hanno bisogno di qualcuno che tira le fila di tutto quanto il discorso. Oggi a Sossano tanti cittadini hanno partecipato all'inaugurazione della nuova medicina di gruppo, che in futuro punta ad aumentare il numero dei medici aggregati e soprattutto dei pazienti assistiti. Basta aspettare qualche mese e aumentano il numero di assistiti, però bisogna sempre tenersi lì pronti e aggiornati per aggiornarsi. Adesso è una bella struttura, sono contenta, che i medici così riuniti. Io sono molto contento. Contentissimo. La volontà è proprio quella di avvicinarsi al territorio ed essere prossimali rispetto ai pazienti con difficoltà, in particolar modo per gli anziani. La popolazione sta invecchiando sempre di più e il Veneto è una delle regioni in cui c'è un invecchiamento maggiore e quindi il ruolo del medico di famiglia è anche quello di essere vicino a queste persone che hanno necessità, anziani e anche meno anziani che hanno magari delle disabilità o dei disagi.